Musumeci ha i numeri risicati all'ARS, ecco, lei ha sempre definito questa legislatura parlamentare e non governativa. Il Movimento 5 Stelle che ruolo avrà, soprattutto rispetto alla finanziaria all'esame di Sala d'Ercole? Ma noi affrontiamo i temi con grande responsabilità. Quando ci sono delle proposte anche da parte del governo che sono di buonsenso, che danno dignità ai lavoratori precari, ad esempio, che danno la possibilità ai comuni di rimettersi in piedi, noi ci siamo, non ci siamo mai tirati indietro. Dall'altra parte, se si cominciano a tirare fuori colpi di teatro come quelli, ad esempio, di fantomatiche fusioni oppure di epocali riforme fatte in un articolo di finanziaria, chiaramente non ci stiamo. Ma non è che non ci stiamo nel merito alla riforma, per carità possiamo anche farla, però diamo una dignità alla riforma vera, affrontiamola in aula con un dibattito e sentiamo tutte le parti. Qua il tema vero è uno. Musumeci vuole cambiare, cioè vuole interrompere i rapporti col passato, perché se vuole interrompere i rapporti con Cuffaro, con Lombardo e con Miccichè e con tutti gli altri, allora deve fare delle scelte di campo politico che sono importanti anche nel modo dell'interlocuzione. A me sembra che abbia scelto una via del passato che in qualche modo in questo momento sta rispecchiando anche quello che c'è sulla falsariga anche del nazionale. Cioè Salvini può decidere di stare col futuro e di dare un governo nuovo a questo paese che sia anche di novità, oppure può decidere di rimanere indietro praticamente con Berlusconi e farsi questo tuffo nel passato. Poi dico onestamente, ma Berlusconi ieri ha fatto anche un po' di tenerezza, mi sembrava un anziano che messo lì all'angolo praticamente muoveva le mani. Dico, non è più la prima donna, è una persona importante come lui, chiaramente forse sentirsi messo da parte insomma, gli dà anche un po' di fastidio. Ecco.